scuole superiori, ma tra operatori, amministratori e gente comunque prevale la cautela, non vanifichiamo gli sforzi fatti, dice da sindaco e da presidente dell'ANCI Mario Conte. Inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia, la Presidente della Corte d'Appello Marini chiede più personale per far fronte al carico crescente anche a causa dei rinvii per il Covid. Paura a Belluno per una forte scossa di terremoto registrata questa mattina alle porte del capoluogo. Non si sono registrati danni a persone o cose, la terra ha tremato anche nel Vittoriese. Nuova udienza del processo per il crack di Veneto Banca. Il giudice respinge l'istanza del legale di Vincenzo Consoli di spostare il procedimento giudiziario in un'altra regione. Bilancio del 2020 della questura trevigiana. Nell'anno caratterizzato dalla pandemia spicca il drastico calo di furti in abitazione e controlli anti-Covid. Il questore chiede la collaborazione dei cittadini. I carabinieri della stazione di Vedelago nel Trevigiano hanno scoperto e tratto in arresto 2 insospettabili ladri di offerte. Padre e figlio hanno depredato almeno 14 chiese in Veneto. Nei nostri cieli da qualche anno si stanno moltiplicando gli ibis, creando qualche preoccupazione nella comunità scientifica, una specie venuta da lontano con un alone di mistero e magia. Ben ritrovati, buonasera, questa è l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Partiamo dai numeri come sempre e ci aiutiamo dalla tabella fornita dall'azienda Zero. Andiamo a vedere quanti sono stati i casi nelle ultime 24 ore, 807 i nuovi casi di Covid in Veneto, 287 quelli nella giornata di oggi, 20 sono stati i decessi. Per quanto riguarda Treviso, la marca trevigiana, nelle 24 ore 94 sono stati i nuovi casi, quindi come potete vedere si conferma il trend di calo delle nuove positività, 2 i decessi in tutta la marca trevigiana. E l'Agenzia Italiana del Farmaco, questa è un'altra buona notizia, ha approvato il vaccino AstraZeneca. Accanto all'approvazione si apprende dall'ANSA che AIFA ha anche espresso indicazione per utilizzo preferenziale del vaccino per le persone dai 18 ai 55 anni. Abbiamo un'ulteriore arma contro la pandemia, ha osservato il presidente Giorgio Palù. Fare presto e a breve se ne aggiungeranno altri. È auspicabile un approccio integrato tra vaccini e terapie anti-Covid attualmente in uso e in sperimentazione. E dai vaccini invece parliamo di zona gialla, soddisfazione ma anche preoccupazione nella Marca per il ritorno in Veneto alla zona gialla a partire da lunedì, tra ritorno a scuola e riapertura di bar e ristoranti. Si tratta ovviamente, come dice Mario Conte, sindaco di Treviso ma anche presidente di ANCI, di un vero grande banco di prova. Soddisfazione da una parte per l'alleggerimento delle restrizioni, cautela dall'altra perché a Treviso come in Veneto il ritorno alla zona gialla coinciderà con la ripresa delle lezioni in presenza di metà degli studenti delle scuole superiori. Da lunedì comincia questa nuova fase dove una massa di persone molto importante comincerà a muoversi, dagli studenti ai ristoratori, a tutto quel settore economico che riprenderà lentamente a lavorare. Quindi sarà un banco di prova importante. L'appello che faccio ai cittadini è quello di mantenere lo stesso spirito di responsabilità che ci ha visti protagonisti in questi mesi e di avvicinarsi a quella normalità tanto desiderata, sempre con testa e sensibilità. Per tutelare le fasce deboli della popolazione, quelle che dalla metà di febbraio saranno via via vaccinate, bisogna continuare a usare tutte le precauzioni, dice Conte, con il comune pronto a controlli e in caso anche restrizioni se dovesse venir meno la collaborazione dei cittadini. Che non sia un liberi tutti, lo sottolinea anche Confcommercio. Se si abbassano le attenzioni i contagi risalgono immediatamente, affermano il presidente provinciale Federico Capraro e la presidente della FIPE Dania Sartorato, che lanciano un monito a imprese e consumatori. Ci giochiamo il futuro e tutti dobbiamo fare la nostra parte anche se il logorio è forte. È al governo, a quello che si dovrebbe formare, che si rivolge invece Conte non più da sindaco ma da presidente ANCI. L'appello che faccio al governo è quello di fare poche scelte molto chiare, rispettate da tutti, ma l'appello più accorato che faccio oggi è quello di trovare un'unione di intenti per quanto riguarda il decreto ristori. I cittadini, le imprese non hanno né tempo né forza per stare dietro alle beghe della politica romana, conclude. C'è bisogno di risposte immediate, c'è bisogno di concretezza per non accentuare quella distanza tra il governo e le comunità.
E oggi al mercato di Treviso si è vissuto quasi un anticipo del passaggio del Veneto in zona gialla, lunghe code per entrare all'interno del mercato con gli alpini costretti a gestire le persone. Ma la gente è disciplinata? Sì, dai. Un po' di scuola. Guarda, signora, scusi. Senta, ma come si sta a fare, come dire, l'alpino cattivo? Male. Una battuta ma non troppo, stando alle lunghe code che si sono formate più volte al varco di San Tommaso. Primo segnale di quel giallo tanto atteso da tutti e per certi versi anticipato, come si vede, da uno dei classici del sabato trevigiano, il giro al mercato. Fotografo tanta gente, oggi c'è tanta gente, veramente. Hanno scelto 2 giorni prima per uscire. Lunedì siamo gialli, cosa farete per prima cosa? Vado a un bar per prendere un caffè. Esco a bere un caffè al bar, a prendere una brioche. Con una bella donna a prendere un caffè dopo tanto? Okay. Io se no, o no? Gran lavoro degli alpini ai varchi che, interpellati sul tema, rispondono: No, lei si sta aspettando che io dica andiamo a bere qualcosa? No, non lo dirò mai. Tanta la voglia di libertà nei piccoli e nei grandi gesti quotidiani. Andiamo in giro, ma tanto manca. Va bene, ci divertiamo. Uscire e fare una passeggiata. Okay. Vado al Gatto Nero a Caolo a mangiare il pesce. Vado in vacanza. Posso trovarmi con gli amici? Allora mi trovo con i miei amici. Ma già oggi molti, guardandosi attorno, non credono che il giallo durerà ancora molto. Secondo lei quanto riusciremo a resistere in giallo? 15 giorni. Perché? Perché c'è troppo assembramento di sicuro. Poco. Perché? Perché se cominciano ad andare a scuola, guardi, è finita. Torneremo allora arancioni? Torneremo alle chiuse? Torneremo anche rossi qua, perché con la testa che abbiamo non funziona. Guarda. Perché la filosofia giusta, come ci ha risposto una signora, è che anche con il giallo Mi proteggo comunque. Scatta la zona gialla, ma non diminuiscono i controlli, fanno sapere dall'Arma dei Carabinieri, verranno ovviamente intensificati e non è un liberi tutti. Non è assolutamente un libera tutti, anzi i nostri controlli saranno intensificati proprio per evitare che questo periodo di chiusura venga vanificato da un comportamento scorretto. Il messaggio è forte e chiaro, così come l'intenzione, quella di evitare l'abbassamento della guardia nei confronti del virus dopo oltre un mese di limitazioni giallo plus, rosse e arancioni, sorvegliati speciali anche in vista del ritorno parziale in aula delle scuole superiori, i luoghi frequentati dai giovani. Noi proseguiremo appunto nei controlli sia nelle vicinanze delle scuole che nei luoghi dove i giovani normalmente si affollano, quindi l'autocorriere, la stazione dei treni e nelle maggiori piazze. Stesso copione anche per bar e locali pubblici dove si potrà ritornare a sedersi fino alle 18, prendere il caffè al bancone, ma sempre rispettando le regole. Continueranno anche i controlli ai locali, agli avventori dei locali che devono continuare a seguire le regole che sono previste per la zona gialla. Attenzione quindi alta, seguendo un principio generale, prima di prevenzione, poi di sanzione. Oltre ai controlli cerchiamo di essere il più vicini possibile alla popolazione, anche perché capiamo che questa stratificazione di norme che ci sono state non sono di semplice interpretazione e quindi cerchiamo di consigliare e orientare chi in questo momento non ha le idee ben chiare. In vista della ripresa scolastica in presenza a partire da lunedì, MOM ha deciso l'apertura straordinaria della biglietteria centrale in piazza Duca d'Aosta, normalmente aperta da lunedì al sabato con orario continuato dalle 7 alle 19, sarà invece aperta anche domani, domenica 31 gennaio, dalle 7 alle 13, così da andare incontro alle esigenze delle famiglie e degli studenti che hanno avuto poco tempo per provvedere all'acquisto dell'abbonamento. A Treviso domenica sarà aperta anche la rivendita informatizzata in autostazione. In questi giorni la rete vendita MOM si è ampliata con l'apertura di una biglietteria anche al servizio dell'area pedemontana con il punto vendita a San Zenone. Saldi al via questo weekend in una Treviso, complice la bella giornata, davvero frizzante, tanta gente in città, in tanti sperano che con i saldi e la zona gialla si possa davvero far ripartire il mercato.
Non sono i saldi più attesi dell'anno, nemmeno ai trevigiani è sfuggito il fatto che molti negozi già da fine dicembre abbiano iniziato ad applicare scontistiche di vario genere alla merce. Con questo weekend però ufficialmente parte anche in Veneto il mese degli sconti. E anche se molti negozianti ammettono di vendere in svendita ormai da quasi un anno, tutti concordano e scommettono sulla ripresa del mercato con il passaggio del Veneto in zona gialla. Penso che con il prossimo colore della nostra zona, finalmente giallo, la gente sia un po' più positiva, quindi sto notando molto più afflusso rispetto ai giorni passati. Voi puntate su questo cambio di colore? Certo, è l'unico sistema per lavorare, perché fino adesso era come essere chiusi. Speriamo di partire bene con questi saldi data la situazione. Una città frizzante questa mattina, complice anche il bel tempo. Chi è uscito per fare una passeggiata non ha esitato ad approfittare degli sconti visti in vetrina. Chi è venuta qui apposta per i saldi? Sì, ho telefonato prima e sono venuta a colpo sicuro. Sì. Abbiamo fatto una passeggiata, abbiamo approfittato della bella giornata e abbiamo fatto un po' di shopping. Sono contenta, insomma, che ho comprato qualcosa, anche perché col fatto anche che non si può uscire adesso siamo usciti e anche abbiamo... Ci si tira un po' su. Esatto, ci si tira un po' sul morale. Se c'è qualcosa che conviene anche magari per la prossima stagione, perché no? Quindi è il momento adatto. Quest'anno non è che sia tanto, si abbia tanta voglia di comprare. Avevo necessità di una borsa, non solo per i saldi. Comunque se ci sono i saldi meglio. Ormai i saldi ci sono da sempre. Apertura dell'anno giudiziario in Tribunale di Venezia. Il 2020 è stato un anno difficile a causa del Covid, ma è stato superato. L'organico della giustizia in Veneto continua però a patire una carenza storica di personale. Anche le strutture organizzative della giustizia hanno dovuto fare i conti con l'emergenza coronavirus. Lo ha ricordato subito la Presidente della Corte d'Appello di Venezia, Ines Maria Luisa Marini, nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. La Corte d'Appello e il suo distretto, ha osservato, ha retto la sfida utilizzando l'emergenza sanitaria anche come catalizzatore del cambiamento e del processo di filiera. Sono state eliminate o comunque in via di eliminazione le criticità strutturali, cioè quella della disseminazione delle sedi, della carenza di organico del personale di magistratura della Corte e del personale amministrativo. Per il mondo della giustizia i problemi sono semmai a livello nazionale, dalla mancanza di una visione d'insieme e di programmazione a lungo termine all'esigenza di procedure rigide e burocratiche che rendono difficile l'iter dei provvedimenti organizzativi. Sul caso Palamara, poi, la Presidente Marini ha chiamato in causa la classe politica, parlando di un'importante occasione mancata di riforma. Occorre mettere le correnti in condizione di non condizionare più che tanto le nomine e quindi solo un Consiglio Superiore della Magistratura eletto tra una rosa di candidati estratti a sorte tra i magistrati può essere un efficace argine alle correnti, argine, non eliderle. L'amministrazione della giustizia, la certezza del diritto rivestono un ruolo basilare anche per sviluppare l'economia e il benessere di un territorio. La loro assenza allontana infatti imprenditori e investimenti e il Veneto soffre di una carenza storica di personale. Le piante organiche risalgono ad anni in cui il Veneto non era il motore dell'economia, era terra di emigrazione e non di immigrazione. Poi negli anni le cose sono cambiate, ma è la stessa vicenda che è successa ora con l'incremento delle piante organiche dei magistrati. 11, certo è stato l'incremento più elevato a livello nazionale, ma noi partivamo veramente dal basso, quindi bisognava fare un incremento con dei criteri diversi. Riformare la macchina processuale è la priorità per il magistrato Carlo Nordio, è la vera emergenza di un paese che vuole ripartire. Durissimo il suo commento sulla politica attuale. La politica in questo momento è ancora più assente di quanto non sia stata negli anni recenti, nei quali peraltro, ripeto, nei confronti della giustizia ha sempre tenuto un atteggiamento estremamente ambiguo e riduttivo. È un giudizio severo sulla politica attuale quello di Carlo Nordio, forse il magistrato più rappresentativo a nord-est, sulle inchieste che hanno segnato la storia recente del territorio dalla Mala del Brenta al Mose. Nel giorno dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia la sua fotografia è impietosa. Che le risorse siano necessarie per la giustizia è quasi banale dirlo, perché la giustizia è sempre stata la Cenerentola nei nostri bilanci, ma
immettere nuova benzina, come ha detto il ministro o l'ex ministro, nella macchina della giustizia è inutile se non riformi la macchina. Una riforma che deve coinvolgere in primis gli istituti di diritto processuale con particolare attenzione al ramo civile. Quello che incide di più in questo momento di emergenza è la giustizia civile, che ci costa 2 punti di PIL all'anno nel suo rallentamento, perché nessuno investe più in Italia, perché non c'è la certezza del diritto. Quindi paradossalmente, detto da un ex pubblico ministero che per 40 anni ha fatto il giudice penale, la riforma della giustizia civile oggi è più urgente. Altrettanto urgente la separazione delle carriere in magistratura e più in generale dei poteri dello Stato. Eliminare questa porta girevole di magistrati che vanno e vengono dalla politica alla magistratura e poi rientrano. Un magistrato non dovrebbe far politica né prima né durante, neanche dopo essere andato in quiescenza per varie ragioni. Difficile però ristabilire gli equilibri in una fase così delicata, soprattutto guardando alle manovre romane. In questo momento si ha l'impressione che nessuno dei politici sappia dove andare, ma che ci vadano comunque convinti. Siamo al processo Veneto Banca. Il giudice dell'udienza preliminare di Treviso, Gianluigi Zulian, ha respinto oggi la richiesta presentata da Ermenegildo Costabile, legale del difensore dell'ex amministratore delegato di Veneto Banca, Vincenzo Console, di trasferire a Trento il procedimento in corso a Treviso per un presunto conflitto in capo ad un magistrato e ad un procuratore onorario coinvolti nella procedura. I due, secondo il richiedente, risulterebbero essere stati in possesso di azioni di Veneto Banca nel marzo del 2016. L'argomento è stato rigettato in quanto gli interessati, non costituiti parti civili, non risultano formalmente danneggiati dalle condotte contestate a Consoli. Il GUP ha anche respinto l'istanza di esclusione dal risarcimento della liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca. La pagina della cronaca: i carabinieri della stazione di Vedelago hanno scoperto e tratto in arresto 2 insospettabili ladri di offerte. Si tratta di padre e figlio. Il servizio si è concluso nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, quando i carabinieri di Vedelago hanno notato il padre che entrava all'interno della chiesa, il figlio lo attendeva fuori e distintamente il genitore infilava all'interno della cassetta delle offerte un metro telescopico flessibile al cui estremità era stato applicato un nastro riadesivo. Padre e figlio, 62 e 19 anni, una famiglia ma anche una banda, responsabile di aver rubato le offerte in almeno 14 chiese di tutto il Veneto. Il figlio, che fa da basista e attende il padre, che entra in chiesa e, utilizzando la tecnica del bioadesivo, porta via le offerte. Decisiva per le indagini dei carabinieri della stazione di Vedelago la segnalazione di un cittadino che giovedì mattina nei pressi della chiesa parrocchiale di Fossalunga aveva notato un'auto sospetta. In quell'occasione i 2 indagati sono stati identificati. Immediata è scattata la verifica sui precedenti penali del papà, risultato non essere nuovo a furti all'interno delle chiese. I carabinieri hanno poi pedinato l'auto per tutto il giorno, seguendo la coppia tra le province di Venezia, Padova, Belluno e Pordenone. Ed anche la mattina seguente, quando a Fiume Veneto la coppia è stata fermata perché colta in flagrante. In quella precisa occasione, effettivamente all'interno della cassetta c'erano 10 euro, una banconota a 10 euro che è rimasta appiccicata al nastro biadesivo. Padre e figlio di origini croate senza fissa dimora si trovano ora in carcere a Pordenone. Alla coppia sono attribuibili con certezza altri 13 colpi. E durante gli spostamenti sovente si fermavano all'interno di esercizi pubblici o supermercati di acquistare beni alimentari o anche consumando bevande alcoliche. Non curanti dunque dei divieti imposti dal DPCM, con un Veneto ancora in zona arancione. Oltre ai reati contestati saranno contestati anche tutti quelli che sono le violazioni in materia sanitaria stabilite dai DPCM in vigore. Bilancio del 2020 della Questura di Treviso, un anno impegnativo per la gestione del Covid, in cui però si è registrato un drastico calo dei furti in abitazione. Nell'anno in cui la pandemia ha stravolto i normali compiti svolti dalla Polizia di Stato, fortemente impegnata sul fronte del rispetto delle restrizioni anti-Covid, spicca il drastico calo dei furti. Che fossero in diminuzione soprattutto nel capoluogo, lo si era iniziato a intravedere già nel 2019. Quest'anno, quando ci sarà poi la ripresa delle attività, ovviamente dovrà essere prestate grande attenzione, perché possiamo pensare che ci
ci possa essere una ripresa del fenomeno acuita oltretutto dalle difficoltà economiche. Massima attenzione alle presenze criminali nel territorio, quindi, come dimostrano le misure di prevenzione attuate nel 2020. 64 avvisi orali raddoppiati rispetto all'anno precedente, 119 i divieti di ritorno nella Marca, 9 le sorveglianze speciali. E ci stiamo organizzando ancora meglio per essere ancora più incisivi, per colpire quei fenomeni, soprattutto quelli legati ai reati predatori. 18 gli ammonimenti relativi tuttavia a un altro fenomeno seguito da vicino, la violenza domestica. 50 i chili di sostanze stupefacenti intercettati nel 2020. Pesano nel bilancio annuale i giorni impegnativi delle proteste alla caserma ex Serena, posta in quarantena, ma anche l'attività ordinaria, controlli anti-assembramento nei locali, controlli sugli spostamenti. Ecco, questo viene fatto per una finalità più alta e chiediamo appunto la collaborazione con i cittadini, quindi evitando qualsiasi forma di risentimento, di mancanza di collaborazione, perché, ripeto, si fa per un fine più elevato, più alto, che è quello di risolvere al più presto questa situazione assolutamente grave. Andiamo in pubblicità tra poco. Ben ritrovati, ripartiamo da Castelfranco, dove sta suscitando indignazione lo sfregio fatto alla tomba di Luciano Rebellato, una scritta offensiva nei confronti di un uomo ritenuto da tutti come l'uomo buono delle biciclette. Generazioni di giovani con lui hanno imparato a riparare le forature, cambiare i raggi e poco importava se la sua fede politica era legata al Partito Comunista o se in officina cappeggiava una grande foto del Che Guevara. Scomparso da 10 anni, sconfitto da un tumore allo stomaco, proprio non si meritava una scritta del genere. È il commento del sindaco Stefano Marcon, demoralizzato al pensiero che uno dei suoi cittadini sia stato capace di un'azione di questo tipo. Dalla famiglia Rebellato nessun commento, solo il silenzio e la praticità tutta veneta che ha già portato la stele da chi cancellerà quelle scritte tanto inutili quanto dolorosamente offensive verso chi ha fatto sempre e solo il bene di Castelfranco. Ed ora le immagini di uno stormo particolare presente nella bassa trevigiana che vi raccontiamo nel prossimo servizio. Metti una mattina di gennaio lungo la bassa trevigiana. Campi alla Ferrarese dove il frumento ha già le prime foglie, alternato al radicchio che il ghiaccio della notte ha arrossito. E in questo paesaggio d'un tratto si posano questi esemplari e non sai più se sei nella Marca o, temperatura a parte, lungo il Nilo. È l'ibis sacro, un uccello famoso fino ai tempi più antichi ed era considerato un uccello sacro dagli egiziani. È arrivato in Italia all'inizio degli anni 90 per una probabile dispersione da alcuni parchi faunistici dove era detenuto in libertà. Come per cinghiali, nutrie, gambero rosso della Louisiana e tartaruga di palude americana, ennesimo errore umano che scompiglia il delicato equilibrio della natura. La riproduzione è molto alta, anche si parla di un più 50% annuo. Il pericolo è che moltiplicandosi come la nutria, l'ibis diventi una sorta di infestante che potrebbe mettere in pericolo la presenza di altre specie. Vive in colonie assieme a ardeidi quali la garzetta, l'airone cenerino, l'airone bianco maggiore e predilige un'alimentazione basata su uova e pulcini di questi animali. Fortunatamente a seguito di alcuni studi effettuati recentemente si è visto che l'ibis sacro è un grosso predatore del gambero della Louisiana che sta invadendo i nostri corsi d'acqua. Una presenza in equilibrio quindi tra il nocivo e l'utile, questo ibis sacro venuto dall'Egitto che comunque non può e non deve essere soppresso. L'ibis sacro è una specie invasiva ma non è cacciabile. Una bellezza esotica per questa specie che nell'antico Egitto dava la forma al dio Thoth, dio della matematica, della geometria ma anche della magia che in questi volatili contribuisce a rendere ancora più suggestivi i nostri orizzonti, ma anche l'ennesimo segno di quanto anche una scelta minima come importare una specie possa stravolgere il nostro delicato ecosistema. Siamo alla pagina di Belluno.
Forte scossa di terremoto di magnitudo pari a 3 della scala Richter, con epicentro nella prima periferia di Belluno, è stata avvertita distintamente questa mattina alle 10:56. Fortunatamente non sono stati registrati danni a persone o cose. Le 10:56, un boato e un tonfo sordo hanno fatto sobbalzare tutta la provincia di Belluno. Chi sta ai piani bassi ha fatto fatica a comprendere i piani alti delle abitazioni. Al contrario, è parso subito chiaro che si trattava di una scossa di terremoto, breve di durata ma intensa. La magnitudo, dapprima stimata di grado 2,8 della scala Richter, è stata ricalcolata attorno a mezzogiorno. Emerge che c'è stata una scossa di terremoto localizzata nella zona di Belluno di intensità più o meno, adesso stanno affinando le misure, di 3,0 della scala Richter. La scossa molto superficiale è stata registrata a una profondità fra 1 e 2 chilometri, con epicentro nella prima periferia a sud di Belluno, fra le località di Mier e Giamosa. Essendo abbastanza superficiale l'abbiamo sentito bene, sì. I primi dati pubblicati dagli NGV, che è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, danno l'epicentro nella zona tra Mier e Giamosa, qui in mezzo ai campi e alla campagna. Preso d'assalto il centralino dei Vigili del Fuoco, anche se non sono stati segnalati fortunatamente danni a persone o cose, la scossa viene associata a una serie di eventi sismici che stanno interessando la fascia pedemontana. La scossa di oggi, poi c'è stata una scossa di 2,5 qualche giorno fa in Alpago, il 28 per la precisione, una scossa di 1,9 nella zona del Pordenonese ieri, e quindi c'è una situazione in cui c'è un'attività sismica in corso. Proprio in questi giorni la Giunta del Veneto ha pubblicato la mappa aggiornata delle zone sismiche in Veneto. Fra gli 11 comuni a maggior rischio sismico in provincia di Belluno ci sono il capoluogo, Alpago, Chies d'Alpago, Borgo Valbelluna, Tambre, Ponte nelle Alpi e Limana. Gli altri 4 si trovano in provincia di Treviso e sono Vittorio Veneto, Tarzo, Revine Lago e Fregona. Al momento è tutta una questione statistica e di studio di quello che è venuto nel passato, quindi essendoci stati terremoti forti negli anni che ricordiamo, comunque a memoria d'uomo, è una zona che bisogna stare attenti e tenere sott'occhio sicuramente. L'attenzione massima che possiamo riporre è quella che va riposta da tutti i cittadini che convivono con un rischio sismico, quindi mantenere la calma, sapere cosa c'è da fare qualora ci fosse un evento sismico rilevante, però purtroppo i terremoti, questo è noto a tutti, non sono al momento, non è possibile prevederli. La cronaca, un bellunese di 48 anni è stato arrestato per detenzione di materiale pedopornografico. La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Feltre giovedì scorso al termine di un'indagine partita da numerose segnalazioni giunte da vari comuni della provincia, tutte relative a comportamenti anomali tenuti dalla stessa persona. Dopo essere stato individuato, l'autorità giudiziaria di Venezia competente per questo tipo di reati ha disposto una perquisizione nell'abitazione dell'uomo, durante la quale sono state trovate e sequestrate 5.000 fotografie dal contenuto pedopornografico custodite in diverse computer. Stamattina, dopo l'udienza di convalida di fronte al GIP di Belluno, il 48enne è stato trasferito nel carcere di Baldenic. Parliamo di saldi, anche nel capoluogo ovviamente prendono via i saldi, in una regione comunque in cui ancora per questo weekend ci si può spostare soltanto se si abita in un comune sotto i 5.000 abitanti, altrimenti bisogna restare nel proprio comune. Vediamo com'è andata. Primo giorno di saldi in Veneto, una boccata d'aria per il commercio, ma in attesa che da lunedì la regione torni a dipingersi di giallo, i negozi rimangono davvero poco affollati, per non dire quasi vuoti. Sono iniziati oggi ufficialmente in Veneto, però ovviamente come vendita promozionale eravamo già partiti. Diciamo che sinceramente c'è stata un po' di confusione. Siamo in una situazione talmente particolare, talmente non consueta in base alle nostre esperienze, che diventa anche difficile fare una previsione. Lo sci di Sesa è fermo, c'è poco da fare. Ho venducchiato qualcosa, sai, gli amanti dello sci che non vogliono cambiare, però è fermo. Invece abbiamo lavorato molto bene sul sci alpinismo, le scarponi a montagna, le scarpe da ginnastica, le attività che fanno movimento. Dopo un anno di sofferenza per il commercio, la parola speranza diventa un mantra. E speriamo che con la zona gialla da lunedì
non abbiamo capito se è da domenica o lunedì, sembrerebbe lunedì, ecco, quindi lunedì si possa ricominciare un attimo a vedere un po' di movimento, che chiaramente per una città così piccola come Belluno si sa che il comune non può bastare. Speriamo che la gente arrivi, anche se un po' spaventata, devo dire. Riceviamo spesso telefonate di gente che chiede se può venire perché da un comune all'altro hanno paura a spostarsi, però insomma, dai, dobbiamo essere positivi in questo momento. Speriamo appunto che questa cosa, che ho capito tutta Italia, se non sbaglio siamo diventati gialli, porti un po' di lavoro in più, perché ovviamente questa cosa ha frenato tutti. Speriamolo. Di riuscire a riprendere la stagione che è andata un po' zoppicando col Covid. C'è voglia assolutamente di ritornare a fare una vita normale, tra virgolette, con il rispetto di tutte le regole. Per una volta non cercata, ma trovata a fare shopping, la presidente di Confindustria. Faccio propaganda, comprate a Belluno, comprate nei nostri negozi, perché è fondamentale per il benessere di questo territorio. Il Made in Italy in questo momento è a dura prova, la responsabilità dei cittadini passa attraverso gli acquisti nei nostri negozi, dalla nostra gente, nelle nostre città e soprattutto con i nostri brand. Questo per noi era l'ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia, ci lasciamo con le previsioni del tempo, arrivederci. Benvenuti al meteo. La perturbazione si sposta verso il meridione, favorendo schiarite al nord. L'avvio di giornata però sarà ancora instabile sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 31 gennaio. Sul Veneto, ultimo giorno del mese all'insegna di un tempo purtroppo spiccatamente variabile. Al mattino il cielo risulterà molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse, più significative in pianura e con limite della neve in montagna intorno agli 800 mm. Nel corso del pomeriggio diradamento ed esaurimento delle piogge con tempo più asciutto e diminuzione anche della nuvolosità. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 6 e gli 8 gradi. Stesso scenario poi se ci spostiamo anche sul Friuli Venezia Giulia, con inizialmente piogge un po' dappertutto, con il passare delle ore andrà gradualmente migliorando. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime invece sui 5-8 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo neve a bassa quota sui confini alpini, piovaschi invece sui restanti settori, via via più asciutto entro sera. Temperature minime intorno allo 0, massime sugli 8 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antena 3.